Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo dalla Serie A e ci sono stati i primi verdetti. Infatti, con il pareggio per 1-1 tra Roma e Venezia, la squadra veneta è retrocessa in Serie B. A scendere insieme a lei si aggiunge anche il Genoa che è stato sconfitto per 3-0 al Maradona di Napoli dalla squadra azzurra. La squadra azzurra che ha salutato il suo capitano Lorenzo Insigne. Infatti, dopo molte stagioni sempre con la maglia napoletana, il giocatore andrà al Toronto FC, quindi a giocare in Canada nel campionato americano. È stato un addio condito con un gol su calcio di rigore. Vittorie invece fondamentali per la corsa a scudetto sia per il Milan che ha battuto 2-0 l'Atalanta in un San Siro totalmente gremito. La squadra rossonera nel secondo tempo ha fatto sua la partita, sbloccata da un gol di Rafael Leao, sempre più uomo copertina di questa squadra, e con uno splendido gol di Teo Hernandez. Il terzino francese è partito dalla sua area di rigore e con un'azione travolgente fatta di 95 metri di campo ha saltato tutti gli avversari e ha depositato in fondo al sacco con un fantastico diagonale. Vittoria importante anche per l'Inter che ha vinto per 3-1 sul campo del Cagliari. Cagliari che ora rimane sempre più inguaiato in zona retrocessione ed è stato salvato dall'Empoli. Infatti l'Empoli ha pareggiato 1-1 con la Salernitana e soprattutto il portiere titolare dell'Empoli, Guglielmo Vicario, che è di proprietà del Cagliari, ha parato un fondamentale rigore a Diego Perotti della Salernitana. Con quel rigore e con la conseguente vittoria la Salernitana sarebbe stata matematicamente salva e il Cagliari retrocesso. Invece ci si giocherà tutto all'ultima giornata. Per la zona Europa abbiamo la Lazio che grazie al pareggio al 96esimo per 2-2 contro la Juventus è certa della qualificazione in Europa League. Chi non è certo della qualificazione e anzi sembra allontanarsi sempre di più è la Fiorentina. La squadra viola ha perso per 4-1 a Genoa contro la Sampdoria, che invece grazie a questa vittoria è sicuramente salva. Salvezza raggiunta anche dallo Spezia, che con la vittoria esterna per 3-2 sul campo dell'Udinese è matematicamente salva. Quindi, ricapitolando, per lo scudetto Milan e Inter si giocheranno tutto all'ultima giornata. Il Milan parte con 2 punti di vantaggio e giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre l'Inter ospiterà a San Siro la Sampdoria. Per la zona Europa si giocano tutto Roma e Fiorentina, con la Roma che ricordiamo ha anche la successiva finale di Conference League da giocarsi a Tirana, giovedì 25, che con la vittoria si garantirebbe un posto in Europa per la prossima stagione. Per la zona retrocessione invece si giocano tutto Salernitana e Cagliari, con la Salernitana che parte con 2 punti di vantaggio, ma che per essere matematicamente salva ha bisogno di una vittoria. Infatti in caso di pareggio della squadra campana e di vittoria del Cagliari, a retrocedere per differenza reti sarebbe la squadra di Salerno. Passiamo ora al tennis. Si sono disputati gli internazionali BNL di Roma, un torneo che ha visto il ritorno al successo di Novak Djokovic. Il tennista serbo infatti ha travolto in finale per 2-7-0 il greco Tsitsipas, che comunque si conferma un ottimo giocatore soprattutto sulla terra rossa. Infatti ha scavalcato anche in classifica Rafa Nadal ed è salito al quarto posto e soprattutto nella classifica annuale si piazza al secondo posto, dimostrando di essere uno dei favoriti per il Roland Garros, lo slam parigino, uno dei 4 tornei più importanti del tennis, che inizierà tra una settimana. Per quanto riguarda gli italiani, abbiamo uno Yannick Sinner che ha raggiunto i quarti di finale ed è stato sconfitto proprio dal greco Tsitsipas per 2-7-0, e un Yannick Sinner che può rimpiangere l'esito del primo set, che ha perso soltanto al tiebreak per 7-6, in cui ha avuto più di un'occasione per portarlo a casa, ma che purtroppo non è riuscito ad essere
cinico e decisivo nei punti importanti. Per questa settimana è tutto. Con Passione Sportiva di Mattia ci vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti e ciao!